E ha avuto paura di morire? Ci sono stati degli istanti, sì, dico la verità, ho avuto un po' paura di morire. Sì. È ancora, immagino, sotto shock per tutto quello che è avvenuto. Un po' sì perché non mi era mai capitato una cosa del genere. La voce si incrina, le parole si smorzano in gola, ma è un attimo perché il sindaco, picchiato a sangue da un gruppo di nomadi, intende andare fino in fondo. Non ho assolutamente paura né di intimidazioni né di altre cose, questi qua, questi devono pagare per quello che hanno fatto. E la prefettura questa mattina ha disposto in via precauzionale misure di vigilanza a tutela del sindaco. Insomma, il primo cittadino sarà tenuto sotto controllo per evitare eventuali ritorsioni. Gianni Precoma poi torna a ripercorrere quei drammatici momenti quando è andato in via dell'Artigianato per convincerli a spostarsi. Prima gli hanno scagliato contro una moka mandando in frantumi il vetro della sua auto, poi quando lui ha chiamato i carabinieri lo hanno picchiato. Quando mi hanno allentato la presa mi ha detto adesso vado in camper e prendo il fucile e l'ammazzo, adesso prendo l'ufficiale e l'ammazzo. In quel momento lì diciamo, ho avuto il coraggio di montare su in macchina e scappare, diciamo che, però il momento che ho avuto più paura è stato proprio quando mi stava picchiando e questo non si fermava nonostante vedesse che stavo perdendo molto sangue. Tutto era partito venerdì sera quando il sindaco, su segnalazione dei cittadini, era venuto proprio qui dove i nomadi si erano sistemati, avevano sganciato queste transenne ed erano entrati, si erano sistemati lì in fondo. Il sindaco era venuto qui per farli spostare. E loro si sono spostati di circa 200 metri in linea d'aria finendo nella zona dove poi è avvenuta l'aggressione. Cittadini davvero esasperati, alcuni hanno lanciato l'idea di azioni punitive. Molti cittadini mi hanno fermato, mi fermano per strada per dirmi che la prossima volta devo venire con loro oppure addirittura formare delle squadre punitive, ma io sono partito proprio subito a dire di no, non si fanno queste cose, nel mio comune non voglio essere giustizialisti, non voglio che siano squadroni di giustizialismi, ho detto che la giustizia ci sono delle persone, delle autorità preposte, dovranno far loro. Si unirà ad altri sindaci per fare qualcosa? Ci sono gli altri sindaci che vogliono fare anche una specie di mozione, presentare un ordine del giorno al Consiglio Comunale per fare. Adesso vedremo cosa si può fare, si stanno attivando, sicuramente sì, è che noi come sindaci, le ripeto, siamo un po' limitati, noi dobbiamo rispettare le leggi europee, nazionali, regionali, se ce ne sono altre ancora. Il ministro Salvini ha scritto al sindaco che andrà presto a Cairano. Il ministro, a me fa sempre piacere vederlo, cioè che venga a Cairano mi farebbe altro che piacere, però diciamo che i problemi si risolvono a Roma, non a Cairano e San Marco. Queste cose qui dobbiamo risolvere a Roma.